Riapre la discoteca di ballo sardo Bella Rosa, che appena qualche mese fa aveva animato Casa Sarrizzu, riscuotendo un grande successo di pubblico. Organizzata dall'associazione Siscandula, con musica rigorosamente dal vivo, affidata alle launeddas di Orlando Magia, all'organetto di Paolo Zicca, alla fisarmonica di Bruno Camedda e al canto di Liborio, la discoteca propone agli appassionati un appuntamento settimanale per tutta l'estate. Di Quartu, il Bella Rosa, la prima discoteca di ballo etnico, unica al mondo. Il locale era stato chiuso ad aprile dopo 2 sole settimane di attività per sovraffollamento. La prima discoteca di ballo sardo. A Serramanna nel... La sarda al mondo continua a stupire, superate le difficoltà burocratiche che ne avevano ostacolato l'apertura. La discoteca, che si è spostata dalla Casa Sarrizzu all'ex Fornace Magia di Quartu, è diventata meta di numerosi visitatori che arrivano da tutte le parti della Sardegna. Unico inconveniente l'orario di chiusura, che impone agli organizzatori di concludere i balli alle 11:30. L'altra sera i ballerini non si sono persi d'animo e chiusa la discoteca si sono trasferiti nel piazzale di un supermercato dove si è svolto il primo rave sardo. Inaugurata ieri a Quartu la prima discoteca al mondo di ballo sardo, grande successo soprattutto tra i giovani. Viva la prima discoteca di ballo sardo. Il sound non è quello della disco music, le luci non sono sicuramente quelle stroboscopiche delle discoteche più famose, l'ambiente è molto povero, il magazzino di una vecchia casa contadina, ma qui è nata la prima discoteca di ballo sardo. Musica dal vivo con un trio di fisarmonica, chitarre e launeddas. Il biglietto d'ingresso, a prezzo popolare, assicura anche una cena rustica. Pasta al sugo, fave lesse, formaggio, salami e vino e quel che più conta, divertimento assicurato. Mi diverte e poi mi ricordo di quando ero bambina e vedevo le donne che ballavano, cioè tutti ballavano il ballo sardo. Ma ci si può divertire ballando il ballo sardo? Ah, decisamente sì. Sì, mi diverto molto. E lei perché in discoteca? Perché è bellissimo il ballo sardo. Meglio degli altri balli? Molto. E tu perché sei venuto qui? Perché mi piace la musica sarda. Quanti anni ha? Non lo dico. Provi a dirlo, racconti. Sto andando sui 60. Complimenti. Grazie.